Se sei vittima di un caso di mala sanità, hai 10 anni di tempo per reclamare quello che ti spetta. Con Obiettivo Risarcimento puoi far sentire la tua voce. Chiamaci. Uno staff di esperti, avvocati e medici legali sarà a tua disposizione a zero anticipi e zero rischi. Obiettivo Risarcimento. Alziamo la voce. Fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our... Ben ritrovati su Vicenza Più TV per seguire il Rangers Rugby Vicenza impegnato per la sesta giornata di campionato di Serie A contro il Rugby Benevento. Abbiamo in maglia giallo-rossa gli ospiti che stanno per calciare l'avvio di questa partita appunto valida per la sesta giornata. I Rangers vengono da una giornata di riposo. Il calcio in avanti, vi leggo i due roster. Rangers Vicenza, allenatori Rampazzo e Serventi con Iotti, Lucchin, Erenu, Tonello, Filippo, poi De Toni, Stranfer, Boscolo, Torregiani, Santinello, Stanica, Fracca, Rizzo, Furegon, Cenghialta, Pogni. Risponde il Rugby Benevento di Gramazio con Trettola, Altieri, Cavuoto, Ciampa, Petrone, Esposito, Botticella, Fragnito, Gentile, Russo, Quarto, Lucani, Raccioppi, Bosco, Salandria, Ruiz. L'arbitro è Navarra di Udine. C'è una mischia sulla linea mediana del campo, quindi abbiamo Boscolo come mediano di mischia al posto di Bonuomo in questo avvio. Il pallone fatto girare rapidamente sulla destra, buon avvio dei vicentini che alimentano l'azione d'attacco, guadagnano metri i locali. Fischia il signor Navarra di Udine. Ricordiamo appunto che Vicenza viene da una giornata domenica scorsa di sosta in campionato. Circa 300 gli spettatori presenti oggi nell'impianto di Via Baracca. Il calcio di Stranfer
da notevole distanza. Al calcio il mediano d'apertura vicentino, si riprende quindi con l'ovale Benevento. Zero a 0, si rimane fermi sul punteggio iniziale. Il calcio dentro i 22 metri dei giocatori campani. C'è la mischia vicino alla linea mediana del campo. Recupera palla a Vicenza, la allarga sulla sinistra. Il calcio in zona di meta, prende a giocare Benevento, poi si ferma. Ecco il calcio dei campani, palla recuperata a metà campo da Vicenza. Quindi Stanica oggi col numero 6 da terza linea a destra. Il pallone all'estremo Iotti, c'è la punizione, c'è il calcio di Stranfer in touche. Sulla linea, quasi sulla linea dei 22 metri, la touche vicentina. Riesce a tenere palla, formazione vicentina, pacchetto di mischia che avanza prepotentemente verso la linea di meta. Siamo ormai a un passo dalla meta e incredibilmente la spinta porta ai primi 5 punti. Ci sembra proprio con Stanica al 7° minuto, quindi Rangers Rugby Vicenza 5, Benevento 0, attendendo la trasformazione di Stranfer. Grande azione di sfondamento della mischia dalla linea dei 22 fino all'area di meta. Adesso attendiamo la trasformazione di Stranfer.
Ecco, il calcio preciso in mezzo ai pali, quindi Rangers Rugby Vicenza 7, Rugby Benevento 0. Ottimo inizio della formazione di casa. Si riparte quindi con il calcio della formazione campana. Calcio d'invio, Vicenza nei propri 22, il pallone sparato, recuperato però tra il mediano di mischia Botticella. Alzato il pallone, rispedito da Vicenza nei 22 di Benevento, alla rincorsa scivola anche in difficoltà la formazione campana. Può avanzare Vicenza già sulla soglia dei 22 avversari ancora una volta. Azione insistita sulla sinistra, quindi uscito giocatore con l'ovale, la touche per gli ospiti. Che tengono questo pallone, poi l'arbitro però fischia. C'è la touche per Vicenza questa volta. Un'altra volta la spinta, l'azione di sfondamento della mischia vicentina, poi liberata l'ovale, Vicenza a pochi metri dalla linea. Punizione. Quindi c'è la touche per touche che l'arbitro udinese converte poi in una mischia per Vicenza. Va al recupero del pallone Boscolo, girato velocemente sulla destra, perde l'ovale Filippo Tonello. Recuperato e parte bene De Toni, l'ala destra vicentina. Ecco il mediano di mischia campano Botticella. Pallone
perduto in fallo laterale con la touche per Vicenza, quindi eseguita da Cenghialta. Gira il pallone Boscolo sulla sinistra, lo riprende, lo riallarga ancora sulla sinistra. Buona penetrazione da quella parte di Vicenza. Recupera il pallone per un attimo Benevento, poi di nuovo Vicenza. Boscolo gioca ancora sulla sinistra e c'è la punizione per questo placcaggio irregolare della formazione campana. Può quindi andare alla punizione Stranfer per portare Vicenza sul 10-0. Posizione centrale, distanza ravvicinata. C'è anche il cartellino giallo per il pilone San Andrea Ruiz. Il calcio al 15° che può valere i 3 punti del 10-0 per Vicenza. Con Stranfer il calcio a 3 pali, quindi 10-0 per Rangers Vicenza Rugby sul Benevento. Finora non c'è stata storia in campo, netta la supremazia dei vicentini. All'invio i campani. Vicenza fermata dentro i propri 22 metri. Il calcio svirgolato in touche. Dentro i 22 metri sfugge il pallone per un attimo ai campani che lo recuperano girandolo sulla destra velocemente. Pallone ancora giocabile, sempre sulla destra la formazione campana. Ora costretta a girare dalla parte opposta, prova ad avanzare con la terza linea Gentile fermato.
alimentata l'azione da Benevento sulla destra. Vicenza riconquista palla e parte velocissima sulla propria sinistra. Boscolo rialimenta sulla destra. Parte l'ala De Toni che supera un paio di avversari. Terzo lo stende, Stanica riprende e apre sulla destra. Iotti fermato, ma insiste Vicenza con una grandissima fuga. Poi peccato perché il più sembrava fatto, sembrava ormai una meta fatta, sfugge invece l'ovale. A terra un giocatore ospite soccorso. Ci sono no, non ci sono cambi, c'è una mischia dentro i 22 di Benevento. Finalmente i due pacchetti vanno a posizionarsi. Ancora la spinta del pacchetto vicentino. Punizione ordinata dall'arbitro. E altro comodo pallone. Guardate, prima c'è invece una mischia, mentre si scadono già diversi giocatori a disposizione dei due allenatori. Spinge ancora il pacchetto di mischia vicentino. Arriva il fischio, giocata subito, anzi no, la punizione per Vicenza. Vediamo come sfrutteranno questa occasione i vicentini. Ho già sul punteggio di 10-0, ghiotta occasione per prendere il largo.
Boscolo riceve finalmente il pallone, lo allarga a Iotti che ha spazio per andare alla meta del 15-0. L'estremo vicentino servito sulla corsia di destra per il 15-0 in attesa quando siamo solo al 23esimo. Vicenza 15, Benevento 0. Si dissetano padroni di casa, mentre è Filippo Tonello a incaricarsi della trasformazione. Con pallone che di un soffio non c'entra i pali. Sfortunato in questo caso il numero 12 vicentino, si rimane sul punteggio comunque rassicurante di 15-0. Riparte quindi con il calcio Benevento. Tutto pronto il calcio ripreso dal mediano di Mischia Botticella, spinge la Mischia Campana, Botticella rialimenta l'azione, può giocare sulla destra, il pallone sfugge, quindi corsa sulla sinistra molto veloce, poi calcetto sotto. Si riprende con il calcio di Vicenza. Fa strada a Benevento, in questo caso si rotola alimentata l'azione sulla sinistra, giallorossi con adesso cambiato sulla destra, il placaggio si può giocare, il calcio recupera l'Ovale Vicenza, spedito fuori il pallone. La touche per i giallorossi.
che provano a reagire dopo un inizio veramente pesante. C'è il fallo però in occasione di questa touche e rimane a terra anche un giocatore di Benevento. A mischia, palla calciata da Vicenza, Benevento calcia in avanti verso i 22 vicentini, pallone sparato vicino alla linea. E Benevento che calcia direttamente fuori. Quindi Cenghialta per la touche vicentina. Che riesce bene. Bosco gira il pallone a sinistra, avanza Vicenza su quella corsia, quindi trova spazio sulla destra, scivola il pallone, lo recupera, c'è il fischio però dell'arbitro. Mischia, vedete c'è Torregiani, terza linea centro, l'ultima volta invece era stato Stanica a giocare in quel ruolo. Avanza ancora una volta il pacchetto di Mischia Vicentino, grosse difficoltà ai campani in queste situazioni. Arriva il fischio dell'arbitro, strapotere fisico di Vicenza. Altra occasione, Viotta per colpire. La touche a 2 passi dalla linea di meta.
due ovali. Buona la touche, arbitro fischia. Errore evidentemente del corridoio vicentino, touche per Benevento. Recuperata da Vicenza ad un passo dalla terza meta dell'incontro. Ed eccola la terza meta. È stato terza linea centro Torregiani, che porta Vicenza sul 20-0, attendendo la trasformazione. Sta colpendo di preferenza qui a destra, tanto ancora Filippo Tonello che ci riprova dopo lo sfortunato tentativo di pochi minuti fa. Vediamo se stavolta sarà più fortunato Filippo Tonello. Il calcio piazzato, la trasformazione, sì, questa volta è tra i pali, quindi 22-0 per Vicenza quando siamo solo alla mezz'ora, poco più di gioco. Partita finora a senso unico, vediamo se ci sarà una reazione dei campani. Questo bel placcaggio, Vicenza recupera il pallone, poi lo riperde, poi lo recupera, poi infine c'è il fischio dell'arbitro. Per probabilmente un fuorigioco, fatto sta che il pallone è giocato da Benevento. Allargato il pallone sulla destra da Benevento. Esce dal rettangolo di gioco per la touche vicentina. Fischio arbitrale però. La touche quindi questa volta è per i campani. Un'altra volta fuori. Si alternano le touche, questa volta
è per Vicenza. Il calcio di Iotti, pasticcia Benevento, poi il calcio in touche. Fischia dell'arbitro, ha già battuto Vicenza, scusate, ha già battuto Benevento sulla destra. Altro fischio dell'arbitro. Probabilmente nel secondo tempo Rampazzi e Serventi daranno spazio ad altri giocatori, tanto la mischia con Vicenza che gioca ora sulla destra, il calcio di Iotti, calcio altissimo dei Campani. Vicenza guadagna metri, questa touche dopo che Benevento ha praticamente regalato il pallone a Vicenza con quel pallone campanile. Buona intanto l'azione vicentina, sfonda o ci prova quantomeno Facca, girato sulla destra per la meta, la seconda di giornata di Iotti, della meta del punto bonus al 37esimo. Ancora una volta sulla destra, allargato Vicenza velocemente e non c'è stato nulla da fare per gli ospiti. Quindi Vicenza vola a quota 27, vediamo Tonello se gli riesce anche la trasformazione. Finora una sì e una no per lui. Filippo Tonello, il calcio no, resta fuori dai pali abbastanza nettamente questa volta. Punteggio che rimane
di 27-0. Quando ormai è finito il primo tempo, primi 40 minuti senza storia, il calcio di Benevento partono i giallorossi, altro pallone altissimo, recuperato regolarmente stavolta dagli ospiti, poi Vicenza che soffia il pallone ai Campani, riparte sulla destra, ha spazio, Lucchin, l'ala vicentina, il pallone già girato sulla sinistra, entra nei 22 metri Vicenza, arriva il fischio dell'arbitro. La mischia, insomma gli sgocci del primo tempo. Ancora sulla destra Vicenza, stavolta intercettato l'Ovale. Si salva Benevento da quella che poteva essere la quinta meta. Due le mete di Iotti, una di Torregiani, una di Stanica, mentre arriva il fischio finale del primo tempo col punteggio di 27-0 per i Rangers Vicenza sul Rugby Benevento. Se sei vittima di un caso di mala sanità, hai 10 anni di tempo per reclamare quello che ti spetta. Con Obiettivo Risarcimento puoi far sentire la tua voce. Chiamaci. Uno staff di esperti, avvocati e medici legali sarà a tua disposizione a zero anticipi e zero rischi. Obiettivo Risarcimento. Alziamo la voce.
me fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our... Rangers Vicenza, Rugby Benevento. Al termine dei primi 40 minuti Vicenza è già in vantaggio per 27-0. Ci sono dei cambi. Vicenza, infatti, Lucchino ha lasciato il posto a Marchiori e Stranfer ha lasciato il posto a Gallo, poi Edoardo Tonello al posto di Santinello. Non ha ancora effettuato cambi invece l'allenatore Gramazio della squadra campana. La touche per Vicenza. Con il neoentrato Marchiori. Piccola sbavatura dei Rangers, perdono poi il pallone. Il calcio di Benevento sulla linea dei 22, quindi calcio di De Toni. Vediamo la touche è per Vicenza. Quindi si inizia un po' come era finito il primo tempo, cioè con Vicenza nettamente in controllo della partita. Tentativo qui di fermare il Boscolo non riuscito. Avanza sulla sinistra Vicenza, poi Boscolo gira sulla destra, perso però il pallone. Il calcio con la corsa del giocatore campano, recuperata nell'area di meta dall'estremo Iotti, già autore oggi di 2 mete. Il calcio di Iotti Benevento supera la linea di metà campo con il suo seconda linea Lucani. Mischia a metà campo. Boscolo fa partire l'azione sulla destra. Viene raccolto il pallone, si può ancora giocare. Vicenza che si avvicina alla linea di meta. Pallone girato sulla sinistra. Girato su Iotti, la finta per andare all'interno di Iotti. Grandissima azione di Iotti, di sicuro il migliore in campo, è il quarto. Realizza la sua terza meta di giornata con uno slalom, prima a sinistra, poi a destra, poi di nuovo a sinistra.
Vicenza che va a 32-0. Vediamo questa volta Tonello se gli riesce la trasformazione. 2 le ha fallite, una l'ha realizzata. Filippo Tonello. Questa volta tiro calcio più facile per lui e in effetti centra comodamente i pali. Quindi 34-0 per Vicenza. Quindi Benevento riprende sul passivo pesante di 34-0 al quinto minuto del secondo tempo. Ci sono diversi cambi nei Rangers, entra Avanza al posto di Stanica, Bertuzzo al posto di Cenghialta e Bonuomo al posto di Boscolo, mentre Benevento sostituisce Lucani con Greco. E può ripartire la formazione giallorossa. Il calcio lungo di Vicenza è recuperato al volo nei 22 metri da Benevento, pallone alto a campanile ripreso da Iotti. Vicenza si fa soffiare questa volta il pallone, può giocare la formazione giallorossa, prova a far girare l'ovale sulla destra, poi c'è l'intervento, si continua a giocare con Botticella che alimenta l'azione stavolta sulla sinistra. C'è la punizione per i giallorossi. La touche per Benevento vicino alla zona di meta. Ancora un corridoio irregolare.
L'arbitro palla e finalmente si possono formare due pacchetti di mischia. Per la palla Vicenza, si può giocare il calcio in touche. Conquista l'Ovale Vicenza. Furegon, poi l'azione prosegue sulla destra, recupera l'Ovale Benevento, la gioca sulla propria sinistra, lo perde, c'è il fischio dell'arbitro però. Quindi la mischia con Botticella per i campani. Sul punteggio ricordiamo di 34-0 per il Rangers Rugby Vicenza sul Rugby Benevento, questa sesta giornata di campionato di Serie A. Mentre l'arbitro si spiega con capitano Renou. Il calcio di Benevento per una touche favorevole agli ospiti. Girano il pallone sulla destra, non si intendono però, poi il calcio dell'estremo, Tretola, recuperato l'Ovale da Vicenza, e calciato in touche. Benevento che cerca quantomeno la meta dell'orgoglio, qua però ha perso l'Ovale, recuperato, girato sulla sinistra, perso, Vicenza parte,
ovale alla mano, guadagna diversi metri, quindi il calcio in touche. La touche dei giallorossi. Per Vicenza entra Pellizzari per Filippo Tonello. Gli applausi per lui. Autore di 2 trasformazioni. Ecco la touche di Benevento, tutto regolare stavolta per l'arbitro, si può giocare. Il calcio, guadagna bene il pallone Vicenza, calcia in avanti e quindi la touche per gli uomini di casa con Iotti che la consegna. Iotti, ricordiamo, già autore di 3 mete. Gira il pallone Vicenza, un uomo è entrato al posto di Boscolo nel secondo tempo. Quindi sulla sinistra ci prova De Toni, gira il pallone sulla destra lo stesso De Toni. Guadagna metri bene Vicenza. E finalmente c'è il fischio dell'arbitro. Con l'accenno di protesta di Gentile. Il flanker Campano. Quindi situazione di touche favorevole a Vicenza, il pallone perso però dai vicentini, fischio dell'arbitro.
la mischia. Con Botticella recupera l'ovale e lo porta probabilmente in meta, non ancora, insiste Vicenza. Si è fatto male un giocatore vicentino. (34-0), ricordiamo il punteggio. Quando siamo mai a metà del secondo tempo. E ci riprova quindi Vicenza a incrementare il punteggio, la meta è lì a pochi passi. Buon uomo a inserire il pallone nel tunnel. Ne esce in meta Torregiani, seconda trasformazione personale anche per lui, quindi il centro di terza linea va a segnare i 5 punti del 39-0. Vediamo chi si incaricherà della trasformazione. De Toni. Per il più semplice dei calci. 41-0. Si prende la sua reazione di applausi anche Enrico De Toni, l'ala vicentina. Mura entra al posto di Furegon, in Benevento Tornusciolo al posto di Tretola, Frattolillo al posto di Cavoto e Santo Suosso al posto di Racioppi. Questi i cambi.
sul 41-0. Riparte Benevento. Il calcio di Vicenza, non esce il pallone, può giocarlo Benevento. Subito Vicenza per aggredire questo pallone, calciato via da Benevento, questa volta direttamente fuori. Quindi la touche vicentina nel punto in cui è stato effettuato il calcio. Non c'è partita, il punteggio già 41-0, Vicenza rischia di nuovo di fare un'altra meta. Torregiani scatenato, rialimentata l'azione sulla sinistra, De Toni cerca gloria personale, quindi si può ancora giocare. Ora Torregiani scatenato, girato il pallone sulla destra, perso però malamente. Calcio di punizione per Benevento. Rimane a terra un giocatore campano infortunato, muove la gamba a verificare se l'articolazione è funzionante. Al 25esimo del secondo tempo il punteggio di 41-0 per Rangers Rugby Vicenza su Benevento. Sono stati effettuati anche diversi cambi. Entra Zollo al posto di Gentile ora nella squadra ospite. La mischia ancora lo scatenato Torregiani, ferma tutto l'arbitro. Si è fatto male ancora una volta un giocatore del Benevento. Giornata da dimenticare per gli ospiti, già sotto nel punteggio per 41-0. Con Vicenza che sta andando in meta con grande facilità, già 3 le mete personali di Iotti, 2 quelle di Torregiani. La mischia per la formazione campana si può giocare. Rimasto a terra un giocatore, palla che mette a calcio Benevento
pallone recuperato da Vicenza, si inserisce ancora una volta Iotti che viene fermato nei 22 metri, insiste però Vicenza, perde il pallone, lo recupera solo per un attimo, poi lo calcia via il terza linea Gentile. Il calcio di Benevento sul punteggio di 41-0 quando mancano poco più di 10 minuti alla fine di questo incontro valevole per la sesta giornata dei campionati di Serie A. La touche vicino alla linea di metacampo per i campani. Col pacchetto di mischia vicentino che ha fatto un po' ciò che ha voluto degli avversari, andando a sfondare già al primo minuto, nei primissimi minuti, procurando la meta con Stanica proprio da un'azione prepotente della mischia vicentina. Vicenza in avanti sulla sinistra, non riesce, perde l'ovale, peccato, e Renù, il capitano. Quindi la touche per Benevento. Fischio dell'arbitro. Quindi punizione, palla giocata da Vicenza, scusate, sulla destra. Girato quindi sulla sinistra dell'ovale. Circa 300 gli spettatori oggi nell'impianto di Via Baracca per questa sfida a senso unico che i vicentini stanno conducendo forti di 6 mete contro le 0 di Benevento. Quindi la touche per gli ospiti che cercano almeno la meta dell'orgoglio. La touche recuperata da Vicenza, gira il pallone sulla destra, il calcio recuperato al volo dai giocatori campani alla alta campanile, presa da Iotti,
Ancora Iotti, migliore in campo con 3 mete all'attivo, l'estremo vicentino. 2 anche Torreggiani, a sua volta autore di un'ottima prova, il terza linea centro vicentino. De Toni, il calcio per la Touche di Vicenza. Vicino alla linea dei 22 metri. Ecco la Touche di Vicenza, il pallone recuperato, c'è il fischio dell'arbitro, punizione la mischia per i campani. Alimenta l'azione sulla destra, formazione ospite. Ci può ancora giocare secondo l'arbitro, quindi allarga sulla sinistra, il pallone a terra recuperato da Benevento. Forse l'arbitro ha visto un fuorigioco. La mischia con l'Ovale a Vicenza. Girato sulla sinistra, peccato, ma insiste Vicenza, recupera caparbiamente l'Ovale. Ancora punizione per il padrone di casa della Rangers. La mischia, ne esce Benevento, il pallone calciato, recuperato già sulla metà campo Vicenza. Buona l'azione per il capitano ora, che viene fermato. Girato il pallone sulla destra. Avanza Vicenza, allargato bene il pallone sulla destra, cambia fronte Vicenza rapidamente, quindi il calcio di De Toni. Intanto è stato nominato migliore in campo dall'alto delle sue 3 mete Tommaso Iotti, l'estremo della formazione di casa.
Latouche in attacco per Vicenza. (41-0) il punteggio. Stavolta spinge bene Benevento, poi perde l'ovale, può girarlo sulla sinistra, ha spazio Vicenza, ritardato forse il passaggio. De Toni, il calcio di De Toni, recupera l'ovale Benevento, finisce fuori dal rettangolo di gioco il suo giocatore. Quindi la touche per Vicenza. Quando siamo negli ultimi minuti di gioco, Vicenza ha un'altra possibilità di andare a meta. La spinta della mischia vicentina. E va in meta al 38esimo con Edoardo Tonello, che è subentrato all'inizio del secondo tempo al Frank Santinello. Quindi punteggio di 46-0. Va De Toni per la trasformazione. La posizione defilata. Va la vicentina, pallone nettamente lontano dai pali, si rimane quindi sul 46-0 quando siamo negli ultimi 2 minuti di gioco. Il calcio di Benevento allarga sulla sinistra Vicenza, può partire, trova un corridoio sulla sinistra la squadra vicentina, ultimo minuto di gioco, ma Vicenza, che nonostante le 7 mete all'attivo contro le 0 del Benevento, insiste. Ecco il calcio, il drop di De Toni, che si rifà con gli interessi della trasformazione sbagliata poco fa, quindi 3 punti per il 49-0 per Vicenza quando siamo all'ultimo minuto di gioco. Applausi per Enrico De Toni, l'ala vicentina, autore di un'ottima prova. Riparte il Benevento alla ricerca della meta dell'orgoglio, punteggio ancora fermo a 0 per gli ospiti. Calcio d'invio. Siamo ormai a tempo scaduto.
si riparta dove stavano, con la Mischia, a favore del Vicenza, di chi? Mischia per Vicenza sulla linea di metà campo, visto che è stato calciato il pallone direttamente fuori da Benevento. Gioca bene sulla destra Vicenza. La Mischia per gli ospiti. Benevento può attaccare, pallone recuperato da Vicenza, sulla destra c'è spazio, il placcaggio, rialimentata l'azione da Torregiani, girato il pallone, ancora De Toni, la finta, prova ad andare dentro, fermato. Perde il pallone Vicenza, il calcio Benevento con un calcio a seguire che porta i campani a 2 passi dalla meta. Recuperato ancora il pallone e Benevento ottiene i primi 5 punti dell'incontro. Ci sono gli applausi quindi per gli ospiti da parte dello sportivo pubblico locale. Russo ha realizzato la meta per gli ospiti. Il terza linea ha qualcosa da ridire, la formazione biancorossa all'arbitro. Vediamo se c'è anche la trasformazione che chiuderebbe di fatto l'incontro sul 49-7. Siamo 49-5. Dopodiché arriverà il fischio finale dell'arbitro Navarra di Udine. Il calcio no, non trova i pali. Finisce quindi 49-5 per Rangers Rugby Vicenza su il Rugby Benevento. Grazie, arrivederci ai prossimi appuntamenti con il rugby vicentino. Se sei vittima di un caso di mala sanità, hai 10 anni di tempo per reclamare quello che ti spetta. Con Obiettivo Risarcimento puoi far sentire la tua voce. Chiamaci
Uno staff di esperti, avvocati e medici legali sarà a tua disposizione a zero anticipi e zero rischi. Obiettivo Risarcimento. Alziamo la voce. Give me fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting.